Il progetto Ocio alla Palude è un progetto ideato da Giovanna Digito del Teatro delle Arance. In alcune scuole del territorio abbiamo fatto un'esperienza teatrale proponendo ai bambini di interpretare alcuni scenari del passato che hanno dato vita ad alcune figure come i badilanti, i cariolanti, e gli abbiamo presentato dei personaggi che sono stati fondamentali per la grande opera della bonifica. Durante i nostri incontri, come i protagonisti di una compagnia teatrale, abbiamo lavorato insieme sul movimento, per prendere consapevolezza del nostro corpo in relazione agli altri e allo spazio. E abbiamo studiato i personaggi per poi rappresentarli al meglio. E speriamo che il nostro lavoro, nonostante le difficoltà tecniche come l'uso della mascherina che ha impedito una facile comunicazione visiva, sia di vostro gradimento. Hanno partecipato al cortometraggio che state per vedere la classe quinta della scuola Edmondo De Amicis di San Stino, la classe quarta della scuola Don Michele Martina di San Stino, la classe quarta della scuola Fabio Filzi di Ponte Crepaldo, la classe terza e la classe quarta della scuola Silvio Pellico di Corbolone, la classe terza della scuola Marco Polo di San Donà di Piave e infine la classe seconda della scuola Virgilio di Giussano di Portogruaro. Ad ogni incontro abbiamo proposto delle attività più strutturate, dei giochi, e abbiamo dedicato dei momenti per concentrarci, per prendere consapevolezza del nostro corpo, renderci conto che eravamo tutti là in quel momento per lavorare insieme, ma soprattutto per divertirci e sperimentare delle attività di teatro-danza. Jack, motore, azione! Stai calmi che se arrivai! Pensi che sei corrente!
Badilanti! Siamo qua! Caliolanti! Siamo pronti! Andiamo in bonifica! A lavorare! Cosa che significa bonificare? Ignoranti! Significa rendere buono! Su! Lavorare! Avevo mal di schiena! Avevo le vesciche al man! Batti a soca più forte! È dura! Sì, sei dura! Siamo stufi! Portavi a terra! Ma ne sei ancora tanto a portar via! Ma quanti altri canali bisogna fare? Tanti! Gofreve! Gofrevi anche a me! Anche a me! Anche a me! Ghiaccia per malaria! Dottor Sepulcri! Porta il chinino! Dovevo comprare zanzare! Dovevo comprare zanzare! È il mese di marzo, anno 2022. Chiama San Donà di Piave. Si sta svolgendo Il congresso regionale delle bonifiche. Vediamo chi c'è al congresso. Attilio Serpiani. Presente. Giorgio Romiati. Presente. Attilio Mazzotto. Presente. Danina
Cantillotto. Presente. Possiamo dare inizio a un progetto integrato di bonifica. Eseguire interventi di bonifica idraulica. Cioè prosciugare zone paludose cercando di tenerle asciutte. Eseguire interventi di bonifica agraria. Cioè coltivare le terre e avere grandi distese di terreni fertili. Eseguire interventi di bonifica igienica. Cioè sconfiggere la malaria. Eseguire interventi di bonifica umana. Cioè garantire a tutti condizioni migliori di vita. Ma rendere buono cosa significa? Ma di cosa si occupa il Consorzio della Bonifica? Ha il compito di difendere il nostro territorio dai grandi allagamenti. Ma ora ha il compito di trattenere l'acqua delle piogge e di utilizzarla per l'agricoltura. Ecco che cosa significa rendere buono. È importante dare valore Al nostro paesaggio. perché ci identifica e diamo valore a chi con fatica ed intelligenza ha costruito ciò di cui noi oggi Possiamo godere. Di che cos'è che possiamo godere noi oggi con la bonifica? dei prati, delle auto, delle scuole moderne, delle abitazioni, Case, dei giardini, edifici, dei prati, lavoro, degli alberi, dell'erba, dell'acqua, l'abbiamo già detto, del gas, dei campi. Oggio alla palude! Oggio alla palude! Sono piccola e bella, ma snella. Vado a cavallo senza stella. Passo il mare senza nave. Entro in casa senza chiave. Se ti pungo faccio male.